I believe I can fly. What's up, fioi? Sono a Treviso e oggi sto per andare a Jesolo in bici, ovviamente a trovare Nicolas Bridgman al Bridgman Watersports Center. Sì, insomma, che roba là, per fare un sacco di giochi acquatici pericolosi. Quindi guardate il video fino alla fine se volete vedere cosa combiniamo. 2 anni fa sono volate delle chiappe per aria, chissà quest'anno cosa succederà. Per arrivare a Jesolo sto facendo la Greenway del Sile, detta anche Restera. Ho fatto un reel su Instagram a riguardo, vi consiglio di darci un'occhiata perché è stato visto giusto da 2 o 3 persone. E come potete vedere, questo è il fiume Sile, questo è il vostro sole e questo è il Semo che è con me. Io che speravo di farmi una giornatina tranquilla a Jesolo, non succederà manco stavolta. Non fermati, sono qua in mezzo ai cespugli e palle. Ho parato 6 ore da solo, adesso ho fatto 10 minuti con te e già ti lamenti. È partito Madonna! È partito stanotte da Ortisei. A che ora? Alle 2. Ah, non è normale. E al momento ha già 180 km sulle gambe. Non so bene come fa. Salve, salve. A differenza della compagnia, la strada per Jesolo ve la consiglio per davvero. Da buon altoatesino si è già lamentato che le strade in Veneto non sono curate come in Trentino o Alto Adige. Adesso stai filmando nel pezzo migliore fino adesso, Perfette. Potevi chiamarmi anche John Rambo. Un biliardo. Ma che bello qua. Il trattore, Simon, il trattore. Cos'è il trattore? Vai bello, vai! Grazie. Sto portando un crucco al mare e ho appena scoperto che Simon non è mai stato da Bridgman Watersports Center. Ma che schifo che fai, oh. E ridendo e scherzando siamo già al taglio del Sile, un rettilineo di 10 km che ci porterà dritti a Jesolo. Va Venezia! Ma hai visto a te sta roba qua, Non sono convinto. Sembri tu da anziano. Salve. L'epatite? Oh, tira un po', va. Ah, che benessere. No, no, ecco che è partito in modalità treno. Ma non sei stanco? Ma dicomi, sarà a 220 km da stanotte alle 2 e rompe ancora i maroni, Che brutto carattere che ha messo su. Sta invecchiando come gli anziani che guardano i cantieri con le mani dietro la schiena e che dicono agli operai, così si fa proprio così, setto. E qui c'è anche un baretto molto carino che si chiama Camporea. Ma che carino che è. No, vabbè. Che figata! Opla, top. No, ma sul serio? Ti fai fardo uno tacchi qua e uno te lo regali. Grazie, io lo metto a casa. Robby, mi hanno appena fatto una foto e mi verrà fuori un adesivo così. In pratica avrò il mio parcheggio personalizzato. Camporea, super consigliato. Ormai siamo international, ci conoscono soprattutto al bar. In che senso? Ed eccoci qua, arrivati a Jesolo. Visto dove ti porto? Dai posti. Che bello, tutto pulito, ordinato, come Ortisei. Guarda Simone, i grattacieli. Vuoi la foto sotto Jesolo? Sì. Lo sapevo che diceva di sì. Porti un altoatesino al mare, si emoziona anche davanti a un cartello. Sì, com'è venuta la foto? Una merda. Ah, non sei del mestiere. Non sono più capace. Lo so che ho parlato poco in questo viaggio d'andata, ma lo scopo del giorno era portare un crucco a Jesolo. E quindi, benvenuti al Bridgman Watersports Center. E finalmente un altoatesino al mare. Adesso lo affogo. Trasformiamoci in versione estiva. Ale, salutiamo qua i padroni di casa. Buongiorno, ben arrivati. Peter, buonasera. La vita. 10 anni che ti invito a venire qua. E giù parole subito. È tutto di Bridgman qua. Tutta la spiaggia di Bridgman. Bagnettino tattico per arrivare dove non tocchiamo. Penso la quinta boa. 6 ore di camminata. Io spero non sentiate mai questo discorso, ma stiamo discutendo sul fatto che un crucco non può andare in bagno che è lì, ma deve farla al largo lì. E non vi dico cosa, non è vero. No, ma dai, che merda! Tutti i sensi. Perché io devo andare via con sta gente qua? Il cacatone. I veterani del canale ormai lo sanno, ma Bridgman è possessore di barchetta con un sacco di giochi acquatici pericolosi, tra cui l'UFO, la banana e lo slider, i windsurf e poi c'ha un sacco di SUP, surf, wake surf e anche il foil. Vediamo se dopo riusciamo a fare qualche giretto, almeno in uno sport dove il gruber prende merda. Non vieni? Ti ho visto in tante versioni, ma così sei proprio bello, Vero? Sì. Andiamo a fare lo slider, Simone. Andiamo Robby. Moriremo, lo so. No, fino alla boa so che va piano. Il problema è dopo la boa lì. Vai! Ma figurati, malfidente! È impossibile!
Slider sempre una Solo garanzia. da cagare, Eccolo. Non posso dire una roba che arriva lui con la sua merda. Non sento più le braccia, però pensate al Gruber che fra un po' non sente più le chiappe. Ma al Bridgman Waterpolo Center non ci sono solo giochi acquatici pericolosi, ma anche il wing foil. Quello più pericoloso. Il multisport. E dopo una breve dimostrazione di bridge che sa andare, per la prima volta in vita mia vedo uno in difficoltà. Ah, quanto godo! Finalmente insegno qualcosa a Gruber. Guardalo, guardalo. Un pesce fuor d'acqua. Grucco di merda. Eccolo lì. Sembro io in snowboard. Ecco. Deve essere difficilissimo. Comunque vedere Gruber incapace in qualcosa è una mia vittoria personale. Quanta merda che mi ha tirato a me in snowboard. Adesso posso vendicarmi. Papà! Cosa si prova a non essere capaci? Cosa si prova a sentirsi me per un po'? Com'è sentirsi Roby Bragotto per 10 minuti? Ai bridge 7,20? Ehi là! Io manco ci provo, difficilissimo. Non sono proprio un uomo di mare, sono più un uomo di montagna. Vuoi mettere quei panorami montani, la neve fresca, il benessere? Che fatica si fa qua in mare, oh! Però quasi pieno di ciappette, tanta roba. 2 seconds later. Comunque incredibile, siamo riusciti a portare la pioggia a Jesolo dopo un mese che non pioveva. Sì, grazie. E che mi serve una bionda. Sì, ma no. Una bionda che dice una cosa intelligente. Allora, cosa però? Qualsiasi cosa che ritiene intelligente. Dovete volere bene alle persone. Magari fate una selezione Gruber, escludetelo. Ale. Era malissimo. Faccio una domanda. Se la tua ex si presentasse davanti a te con un bel intimo, col capezzolino che si vede o non si vede. No. Chiamava Carla. Quella ha fatto una gran cazzata. Riassunto. Cosa ho detto? Penso che un sogno così non ritorni mai più. Poi vedevo un brigino volare nel cielo e Brigino continuava a parlare Da solo. Volare. Salute. Fortunatamente sono arrivati i gin tonic. Porca puttana. Qui è tutto degenerato, compreso me, ma è bellissimo. Io ora potrei raccontarvi com'è finita, ma preferisco siate voi con un commento qui sotto a immaginarlo. Fatemi sapere, Vediamo chi indovina. Come sempre vi consiglio di farvi una bella gravel come questa e di farvi un bel giro da Bridgman a Jesolo, perché è troppo divertente. O se volete vedere un po' di mona, fatevi una barchetta. No, ma è là. Se vi siete fatti una risata, un like sarebbe molto apprezzato e ci si vede alla prossima. Ciao! All pirates, yes, they are mine. Sold out to the magicians. Made us on the way to God from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward this generation. Triumphantly, what you have to sing, the songs of freedom is all I ever had. Redemption song, redemption song. Unless you break yourself from this slavery, nobody's son can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long should they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. What you have to sing
dire che gli accordi di Redemption Song li ho cannati tutti, vecchio. Però è il feeling, è l'amore, cioè devi dare amore alla gente, quello è l'importante. Tu ti stai giustificando? Faccio cagare, cioè nel senso, ho raggiunto il livello alcolico, non hai idea. Vabbè, spero tu sia, basta.